Sono Romano Cornale, testimone espiatore per l'Italia dell'Agostino Braurei. Vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenberg. E per finire i dessert con la sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Brink, negozio specializzato in cartucce prestampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante dotato di 60 coperti è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Anni fa, alle ore 22:39, dalle pendici settentrionali del Monte Toc, oltre 270 milioni di metri cubi di rocce e detriti precipitarono nel bacino sottostante, provocando una forte scossa di terremoto, accompagnata da un boato senza precedenti. In un attimo il lago fu svuotato, una massa d'acqua si alzò per più di 200 metri, massa d'acqua che portava con sé massi di diverse tonnellate dalla forza deflagrante. Tutto questo portò ad un cortocircuito che illuminò a giorno tutta la valle per poi lasciarla nel buio più totale. La frana creò due ondate. La prima fu spinta a monte verso il centro della vallata del Vajont, che per pochi metri risparmiò il comune di Erto, purtroppo cancellò definitivamente altri piccoli centri. La seconda ondata si abbatté sulla diga scavalcandola. L'ondata, forte di 50 milioni di metri cubi d'acqua, strozzata dalla stretta gola del Vajont, fece assumere una velocità impressionante alla massa d'acqua. Allo sbocco della valle l'ondata era alta 100 metri e produsse un vento sempre più forte che portava con sé una nuvola di goccioline nebulizzate, che al contatto con la pelle aveva la stessa terribile efficacia dell'acido puro. L'ondata poi colpì con inaudita violenza Longarone e tutte le frazioni vicine. 2000 morti e chissà quanti altri morti nell'anima ha saputo infliggere l'egoismo umano. Sì, perché la tragedia della diga più famosa del mondo non è stato un disastro naturale. La tragedia più potente del mondo è stata creata dall'uomo. Non dobbiamo dimenticarlo. Ecco, vedi, questo è il Toc, prima del Vajont. Vedi, questo è il segno della M, della frana che è scesa, vedi? Si nota già. Sì. E perché molti non capiscono la quantità della frana, no? Però perché qua, vedendo il Toc, sembra siano scesi giù solo gli alberi, solo la corteccia, invece davanti c'era
queste due montagnole con un pianoro lungo 2,5 km e largo tra i 500 e gli 800 metri. E quella è la frana che scesa. Quello che molti non riescono a capire perché c'è tutta quella terra, vedendo il TOC sembra siano scesi giù gli alberi, no? Queste sono tutte sotto. Tutti quelli che arrivano alla diga si mettono col culo verso monte e dicono ah, quella è la frana, e non sanno che c'hanno sui piedi. Quella che vedono è una piccola parte. La frana è dove corrono le macchine, la frana, la terra tocca addirittura l'altra sponda nella roccia, cioè bisogna istruire il visitatore che viene in pellegrinaggio al Vajont. Vedi, anche questa è una parte del TOC che non c'è più. Queste le hanno considerate ai loro tempi, queste fotografie. Aspetta, ti faccio vedere una cosa che... vedi, questo, per dirti, questo era Erto, no? Adesso dove vedi tutti gli alberi, era coltivato completamente. Terrazzamento. Tutto coltivato. Adesso vedi solo alberi e basta. Questa è la vecchia strada che passava giù, la diga è venuta dunque. Allora, per farti capire adesso dove passa la strada, questa è la palestra di roccia. Sì. Vedi che c'è questo il tetto qua, quello che fanno così, e quindi la strada passa lungo qui. Questa era la vecchia strada e qui la frana è arrivata fin qua su praticamente. Qui è dove c'è quel parcheggino all'uscita delle gallerie. Completamente sconvolto completamente la geografia del posto. Ma il turista che viene a Erto deve trovare l'agevolazione del sapere, non confusione. La frana è lì, sono 4 chilometri, ha riempito una valle, ecco, ma non è la quantità. E che ormai di questo evento tragico si deve investirlo nel senso buono, che non succeda più, quindi fare di Erto Vecchia un'università per scienze forestali, geologia, scienze naturali, botanica, usarlo questo paese che sta andando in malora. Vedi la valle come si sviluppava e qua su c'è la palestra di roccia. Ecco, qui la frana è completa, è arrivata fino a qui. Prima della frana. Mamma mia. Qua chiunque di voi ha delle vittime. Chiunque di voi ha delle vittime in famiglia, Lucio Longorone, in pratica posso dire che ognuno può avere un lutto portato da quella che ha dato. Ma ti dico una cosa, i miei non mi hanno mai parlato del Vajont. Sono venuto a conoscerlo da me, per curiosità mia e così. L'hanno considerato uno degli eventi della vita. Forse si è parlato più fuori che dentro. Come? Forse si è parlato più fuori che dentro. Sì, sicuramente, ma sono, come ti ripeto, sono tanti ertani che vorrebbero dimenticarlo proprio, no? Perché per loro non è stato altro che sofferenza e esodo. Organizzare il pellegrinaggio, nota che non dico turismo a Erto, il pellegrinaggio, allo stesso modo che si organizza Lourdes o il Cammin de Compostela o giù da Padre Pio, anche qui si deve, invece non c'è un parcheggio laggiù alla diga, si possono fare dei parcheggi, il posto c'è lassù dove c'erano le baracche degli operai, insomma il turista, il pellegrino, scusatemi, non deve venire qui e dire ah, è un casino, siamo disorganizzati, no, deve venire lì con le guide, con dei percorsi nel Paese Vecchio, qui c'era la bottega del Fabbro, qui c'era la casa dove venne assassinato alle spalle il mitico contrabbandiere che aveva il motoscafo sulle coste di Marsiglia, cioè rendere interessante questo pellegrinaggio nella memoria, ma non per nostalgia, per conoscenza, che è diverso. È caduto, si diceva una volta, è caduto un sasso e questo sasso ha fatto danni. No, l'ha detto Buzzati questo. Buzzati faceva meglio a tacere e scrivere romanzi. Il sasso non è caduto nel bicchiere, come disse lui, e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Il sasso ce l'hanno buttato, e questa è la differenza. Buzzati era un grande romanziere, ma un cattivo scrittore di Vajont, come lo è stato Giorgio Bocca, come lo è stato Montanelli, imputavano alla disgrazia. Perché? Perché erano schierati tutti
In più una cosa che è pesata molto la divisione del paese. Erto Casso. No, perché nel 1963, nel 1964-65 c'era ancora quel problema della sicurezza che ti ho detto per la liberazione del bypass. Allora hanno proposto di spostare il paese a 40 km da qui, dove c'è Vajont, adesso c'è un paese che si chiama Vajont. Lo diceva, sì. E hanno fatto un referendum. Al referendum ha votato meno della metà E quindi si è validato. no, è andato valido lo stesso. Ha vinto chi ha scelto Vajont. Perché ha votato meno della metà? Perché non c'era compresa nel referendum la possibilità di rimanere qui. E allora adesso Vajont ha 1500 abitanti, che è nato fuori, e più della metà, 3/4, sono originari di Erto che hanno deciso di andarsene. Quindi c'è stato per un periodo un po' la guerra tra quelli che se ne erano andati e quelli che avevano avuto il coraggio di rimanere. No? Lo dicevo l'altro giorno a Cortina, tutti vanno a Cortina, perché non si deve venire anche qui? Perché fa moda essere a Cortina, perché qualche VIP non viene anche a Erto? Perché Erto tira un'aria sottile, come scrisse John Krakauer. Erto non è per tutti. Allora, sì, il Vajont è stato anche quello proprio... E il Vajont è più a nord adesso. A 40 km da qui. Quindi non ha niente a che vedere col Vajont. È stato chiamato Vajont proprio in ricordo Sì, ma non Vajont, c'entra niente. dove... Cioè il Vajont è qua. Sì. No. E adesso... È il paese in Italia che ha la più alta densità demografica, perché è 1 chilometro quadrato e ha 1600 abitanti. Coscienza ormai hanno allenato l'umanità a non averne più. È stata asportata da un chirurgo infame che è questo perbenismo, che è questa recita, questa tecnica delle apparenze, questa ricerca del denaro, del successo, dell'io sono, e quindi questo chirurgo infame ha operato bene e ha tolto la coscienza agli uomini. Oggi non c'è più il senso del pentimento o della responsabilità, oggi tutto è possibile, 10 minuti la gente dimentica un omicidio, per cui la coscienza era quel freno naturale, io dico un po' di più, anche che veniva dal cielo e era ascoltato, mediante la quale la coscienza, l'uomo cercava di stare su binari naturali, guarda che non ho detto legali, sui binari della naturalità, dell'istinto buono. Oggi la coscienza è stata cancellata, per quello che è tutto possibile. Oggi mors tua, vita mea, tu sei lì per terra, non me ne frega niente, chi muore, chi vive, io devo sopravvivere. Attorno a me non vedo nessuno. E questa qui non è più coscienza, questo qui è annullamento della coscienza. Ma uno deve andare a fare la pipì, se non può fare la pipì se non è schierato, o a destra o a sinistra o a centro. La politica deve andare fuori dalle cose del cuore. E purtroppo non è più così. Tu scrivi un libro, te lo tacciano o di destra o di sinistra. L'opera in sé, non dico d'arte, ma un'opera, un'azione, deve essere scevra, fuori, deve stare lontano dagli schieramenti. Non mi si venga a dire che uno... E sono pochi quelli che riescono a fare le proprie cose stando fuori. Io ho scritto il libro Vajont, quelli del dopo. Sono stato attaccato dalla destra, dalla sinistra, dal centro, dall'alto, dal basso, perché ho detto delle verità. Siccome la verità non è schierata, quando la dici ferisce, punge coloro che si sono schierati. Capisci? Ho spalle buone, sopporto. Ma per dirti, sono stato inviso e dilaniato da destra, a sinistra, dall'alto al basso, perché ho menato fendenti a tutti. E così oggi anche le TV, non solo la tua o la vostra, ma quelle nazionali e quelle private di un certo livello, vedi Berlusconi, sono schierate. Per cui non puoi dire la verità, perché ti rischi di offendere, anche i giornali sono schierati. Ma allora dove andiamo? C'è qualcuno che può dire buongiorno senza essere schierato? Lo dico io. Aspetta che ti racconto la storia. Quando è nata Vajont hanno iniziato a costruire nel 66, no?
ed è nata come frazione di Erto e Casso, a 40 km da Erto e Casso. Poi nel 1971, in settembre del 71, con decreto della giunta regionale, sono stati scissi i due paesi ed è nato il paese di Vajont ed è rimasto il paese di Erto e Casso. Quindi è Vajont perché diciamo, questi dissidenti che se ne sono voluti andare a rifarsi la loro vita da un'altra parte, hanno trovato un luogo dove battezzare Vajont, quello che ho capito. Inizialmente, siccome era un tratto del comune di Maniago, no? Era una piana vicino al comune di Maniago che si chiamava il Luogo del Giulio. Allora inizialmente si è chiamato il Luogo del Giulio, poi si è chiamato Vajont di Ponte Giulio, perché era vicino al Luogo del Giulio, e poi è diventato Vajont. Adesso ha attaccato una targa da poco proprio sull'entrata dove il paese è nato nel 1961 in seguito alla scissione con Erto e Casso a causa della catastrofe del Vajont. È un po' come dire che il terremoto di Gemona costruissero Gemona a 40 km di distanza e chiamarla Gemona. Uguale. Un'assurdità, insomma. Sì. Un po' assurdo. Comunque quelli che sono rimasti qua in pratica, quello che ho capito bene, hanno dato dei traditori e questi che sono andati via. Sì, bravo. Bravo. Questo è il discorso. Hanno abbandonato il luogo. Abbandonato la battaglia, anche perché poi se guardi il monumentino di pietra che c'è lì in parte dove hai mangiato, no? Quello lì ricorda, l'abbiamo fatto nel 2002, il 30° anniversario di posa della prima pietra della ricostruzione di Erto, perché laggiù sono riusciti a costruire tra il 65 e il 70, qui abbiamo iniziato nel 72 a ricostruire, no? E quelli che sono rimasti qui, no? Hanno, diciamo, sono rimasti cornuti e mazziati, in questo senso, perché nel 1966, 67, 68, col contributo che ti dava lo Stato, riuscivi a costruirti la casa senza togliere una lira di tasca. Qui abbiamo iniziato a ricostruire negli anni in cui, se ti ricordi bene, c'era l'inflazione galoppante, no? Quindi nel periodo in cui hanno costruito i miei paesani, il contributo che ricevevano dallo Stato, ma appena ti facevi le fondamenta, quindi si sono anche pagati la casa. Quindi sono pagati la casa e forse i beneficiari saranno quelli che hanno costruito il Vajont. Non so cosa dirti, però cioè, molti hanno dovuto farsi il mutuo per finirsi la casa, insomma. E la legge 1357 del 63 diceva che la ricostruzione sarà a totale carico dello Stato. Non è stato così. Ma il mio amico Predrag Matvejevic, no? Grande scrittore che ha scritto Breviario Mediterraneo, mi ha detto un giorno: non si vive in una democrazia e nemmeno in una dittatura, purtroppo si vive in una democratura che è un misto di democrazia e dittatura, capisci? E questo ancora peggio, perché c'è una dittatura, la riconosco, la vedo, la subisco, la sopporto, la schivo, però qui non è né carne né pesce, no? E continuano a fare. Non vorrei andare oltre perché dove c'è il denaro, lo disse Steiner nel 23, arriverà Satana in forma di soldi, di denaro, nel 23 lo dice. Se il privato non può farcela salvare Erto perché non ha soldi. C'è gente che ha 3 figli a scuola con una paga sola. Deve intervenire lo Stato, deve mettere a posto sto paese, usarlo come fare una grande università per scienze forestali, geologia, abbiamo la frana più grande del pianeta, e nel giro di 40-50 anni si recupera l'affitto, le spese fatte. La casa rimane sempre tua, però per 50 anni la gestisco io che sono lo Stato. Ma non gliene frega niente allo Stato di Erto. E sai perché? Perché tutta la Valcellina porta sì e no 1800 voti. Ecco perché non gliene frega niente a nessuno. Diciamo, nel Medioevo si tendeva a bruciare la cultura perché diciamo che era un problema, no? Quindi, sì, allora oggi invece però diciamo che la cultura ha si può dire che ha un padrone solo, oppure è molto controllata, quindi può essere che oggi i libri che ti facciano leggere sono i libri che comunque sono più acclamati, più mediaticamente pubblicizzati, e i libri più importanti forse sono una nicchia, bisogna andare a scoprire, non so, mi viene in mente tramite internet, oppure
il passaparola per conoscere di più questo. Ma guarda che Orwell l'ha scritto molti anni fa, Il Grande Fratello, che gestisce e tiene. E il Grande Fratello non sono quei 14 idioti che si chiudono in una stanza 3 mesi per diventare famosi. Cioè, oggi il mondo è controllato da fior di psicologi che si organizzano, per cui noi non ce ne accorgiamo, ma entriamo dentro in questo meccanismo che ci rende pasciutti e pacifici, i telefonini, la telefonia, i messaggini. Ma non solo quello, tutta la tecnologia che quasi ormai fa spavento, è per tenere tutto sotto controllo, no? Anche la lettura. Ditemi voi, tutti conoscono Tolstoi, Turgenev, Dostoevsky, nessuno ha mai sentito parlare di Varlam Shalomov, di Andrei Platonov, no? Sono i più grandi scrittori russi, maggiori di quelli che ho detto prima. Eppure quelli sono scomodi, per cui diamo al branco enorme di pecore del mondo, del pianeta, diamo quello che serve loro. D'altronde l'abbiamo cercata noi questa situazione, l'italiano medio, dagli la partita di calcio, la Ferrari, no? e un po' di televisione, poi tartassarlo, poi massacrarlo, poi stuprargli le figlie, poi fare tutto quello che vuoi. Basta che abbia la TV, partita di calcio e la gara delle Ferrari. Questi siamo ormai così. Diamo un consiglio ai giovani, quelli che ci stanno ascoltando. I giovani vorrei prenderli uno per uno, fargli una predica. Io vorrei che fossero naturali, per cui imparare a essere timidi e non vergognarsi. Se uno diventa rosso vuol dire che prova più emozioni, quindi è un fortunato, non un povero gramo. Essere naturali nel senso che non andare in giro per dichiarare una cosa a un'altra persona. Se a me piace una donna, dico tu mi piaci, sai, lei dice tu no, buon ciao, grazie, scusami. Invece cominciano a dire io e te abbiamo affinità culturali, poi cioè, questa tecnica delle apparenze rovina il mondo. Siate naturali, gli dico, siate naturali, imparate a essere quello che vi sentite dentro. Ecco, e perché si ammazzano anche? Perché per timidezza o per paura di affrontare la vita bevono. Ragazzi, non fatevi mettere i fiori sul guardrail, fatevi furbi, un pelino. Ecco, non servono i fiori sul guardrail.